Ribadisco che non ho mai percepito alcun guadagno dalla manifestazione, che sono orgoglioso di aver fondato e che ha un importante valore sociale. I documenti lo attestano e sono pubblici. L'onorevole del PD Alessandro Zan risponde con un post su Facebook al servizio di inchiesta di Report che lo accusa di conflitto di interessi in quanto titolare di una società, la Be Proud SRL, che incassi i guadagni, oltre 1 milione di euro, della manifestazione Pride Village che si svolge ogni estate in fiera a Padova, con eventi e incontri dedicati alla difesa dei diritti della comunità LGBTQIA di cui Zan è paladino. Il deputato padovano respinge ogni accusa e, come fatto ai microfoni di Report, a cui non si è sottratto, sottolinea in una dichiarazione su Facebook di essersi sempre messo a disposizione come volontario e a titolo gratuito, come confermano le dichiarazioni obbligatorie annuali alla Camera dei Deputati, aggiunge Zan, che spiega come la società serva solo ad organizzare il Pride Village e gli incassi vengono ogni anno utilizzati per la realizzazione della manifestazione stessa. Per l'onorevole PD, firmatario del famoso disegno di legge contro l'omotransfobia che porta il suo nome, non ci sarebbe dunque nessun conflitto di interesse. Zan ribadisce di aver solo prestato il nome per la società, per spirito di servizio e non per i guadagni.